In Slovenia la società è in subbuglio per i sospetti di corruzione per l'acquisto dei respiratori per le unità di terapia intensiva. Molti paesi dell'Europa orientale, per aiutare l'economia, stanno per allentare le norme sul distanziamento sanitario. L'Ucraina, dove si continua a morire lungo i fronti del Donbass, è però riuscita a contenere le infezioni da coronavirus. In Bielorussia la comunità ebraica, quasi cancellata dalla Shoah, sta ritornando a essere un importante fattore culturale. In Slovacchia è ancora vivo il ricordo di Milan Rastislav Štefánik, uno dei fondatori della Cecoslovacchia nel 1918. La vicina Slovenia, in confinamento sanitario da marzo, ha avviato la fase 2. Nel paese, che conta poco più di 2 milioni di abitanti, quasi 100 persone sono morte per il Covid-19. Il governo di centrodestra sta gradualmente aprendo negozi, officine e fabbriche. I caffè possono servire i clienti all'aperto. Il 18 maggio dovrebbero essere riaperti gli asili e in aula torneranno le prime 3 classi delle elementari e le ultime 2 dei licei e degli istituti tecnici. La scena politica è però in fermento. Ad incendiarla è stata un'inchiesta trasmessa dalla televisione pubblica che ha messo in onda registrazioni che provano come esponenti del governo conservatore del primo ministro Janez Janša o loro sodali hanno fatto pressioni sui responsabili della protezione civile per favorire intermediari e ditte a loro legati. Invischiati a vario titolo nella faccenda sono il ministro della difesa Tonin, l'ex premier Peterle, ma soprattutto il ministro dell'economia Zdravko Počivalšek. Il ministro ha fatto acquistare dallo Stato un quantitativo di 220 respiratori, pagato alcuni milioni di euro, la cifra non è chiara, apparecchi che poi i medici hanno giudicato inadeguati per curare i malati di Covid. Nel frattempo il premier Janša ha fatto destituire il capo degli investigatori che avevano iniziato a raccogliere elementi per fare luce sulle eventuali responsabilità del ministro Počivalšek. Per chiedere giustizia, migliaia di lubianesi, rispettando il distanziamento sociale, hanno manifestato in bicicletta. Incapaci. Stanno rubando il denaro di noi tutti. Questo governo sta provocando una crisi dello Stato, soprattutto per questi comportamenti disonesti. Se hanno una coscienza, devono dimettersi. Stanno diminuendo gli standard per la difesa dell'ambiente e stanno togliendo alla gente il diritto di decidere. I manifestanti, in segno di solidarietà, hanno pedalato davanti al palazzo della RTV, la TV pubblica slovena, sotto attacco per avere svelato i tentativi di corruzione. Vadit Tamimi, scrittrice, è una milanese trapiantata a Lubiana. È stato un evento eccezionale, non solamente perché si è svolto in sella alle biciclette per rispettare il distanziamento sociale, ma anche perché in un paese piccolo come la Slovenia, con una popolazione di solo 2 milioni di abitanti, il numero di 3.500 persone in piazza è un numero esorbitante. In realtà è stato simbolo di un malcontento che c'è da che si è insediato questo governo, tra l'altro proprio in coincidenza con l'inizio dell'emergenza e della pandemia. Per cui questo governo, neogoverno di centrodestra, governo di Janez Janša, è accusato di strumentalizzare e di approfittare di questa situazione di emergenza per riuscire ad accentrare il potere fondamentalmente nelle mani del suo partito o di ruoli chiavi e persone chiave vicine a lui. Il governo di centrodestra, per assecondare la lobby dei costruttori, ha approfittato della pandemia anche per cambiare le leggi sull'edilizia, eliminando la possibilità che organizzazioni non governative possano esprimere giudizi sulla sostenibilità ambientale dei progetti.
una decisione che ha provocato vivaci polemiche. Lenta ma stabile, l'Ocse giudicava la crescita globale prima del Covid-19. Il grande lockdown ha bruscamente interrotto l'ottimismo riconquistato dopo la crisi internazionale di 11 anni fa. Per il 2020 Lawrence Boone, Chief Economy dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo, porta le stime di crescita mondiale al 2,4, ma avvisa potrebbe dimezzarsi se il virus continuasse a diffondersi, costringendo i governi a perpetuare l'emergenza sanitaria. Dopo 2 lunghi mesi, centinaia di migliaia di vittime, milioni di contagi, ora l'attesa è per l'effetto prodotto dall'allentamento delle misure di controllo. La Croazia, che fino al 30 giugno presiederà il Consiglio dell'Unione Europea, ha ampiamente superato la fase 2 già a metà marzo, avviandosi ad un ulteriore relax grazie alla favorevole situazione epidemiologica, solo 80 i decessi, consentendo di riavviare le attività a stretto contatto sociale, dentisti, parrucchieri, barbieri e centri estetici. Zagabria ha necessità di recuperare punti di un PIL che il Fondo Monetario inabissa a fine anno a meno 9%, la peggiore previsione tra i paesi dell'Europa centro-orientale. Anche la Repubblica Ceca ha iniziato ad allentare il lockdown in maniera significativa. Ad Hradec Králové, ad esempio, riaprono un buon numero di scuole materne, selezionate sulla base di un sondaggio tra genitori, spiega la direttrice di un istituto. Gli asili si aprono in condizioni igieniche rigorose, la temperatura dei bambini viene misurata e i genitori devono portarli davanti all'edificio. A Praga invece la riapertura è prevista per l'ultima settimana di maggio assieme alle scuole primarie. Allunga il passo anche nello sport il governo ceco che vorrebbe far riprendere il campionato di calcio prima dell'8 giugno. Nel suo ultimo World Economic Outlook, il Fondo Monetario Internazionale prevede che il PIL della Cechia nel 2020 subirà una flessione del meno 6,5%. Prima del Covid la sua crescita era stimata più 2,6%. Molti dei 34.000 dipendenti della Skoda tornano finalmente in fabbrica a Mlada Boleslav, chiusa il 18 marzo. Mascherine, controlli ai tornelli, disinfettanti. Riapre le fabbriche anche la Slovacchia. A Bratislava gli operai della Volkswagen rientrano dopo un mese di chiusura. Produzione solo al 20% della capacità, con l'obiettivo di aumentare gradualmente entro fine maggio. Norman è uno studente lavoratore. Le condizioni di lavoro sono sicuramente migliorate rispetto al coronavirus. È più sicuro, ora mi sento più sicuro quando lavoro in questo modo, non ho più paura delle infezioni. Purtroppo un futuro fosco anche per il paese guidato da poco più di un mese dal conservatore Matovic, che si ritroverà con un meno 6,2% secondo il Fondo Monetario. In Ungheria rientrano in fabbrica oltre 2.000 addetti del colosso Audi, la cui produzione ha fino ad oggi contribuito enormemente al PIL del paese. Per l'Organizzazione Monetaria sarà la nazione che meglio potrà cogliere il rimbalzo nel 2021. Previsioni a tinte scure nei Balcani occidentali. Nell'ultimo Regular Economic Report dedicato ai 6 paesi dell'area, Albania, Bosnia-Herzegovina, Kosovo, Macedonia del Nord, Montenegro e Serbia, la Banca Mondiale stima una crescita a fine anno tra il meno 3 e il meno 5,6. Commissione europea e Banca Europea hanno stanziato oltre 3 miliardi di aiuti per la ripresa economica e sociale indebolita dal Covid. Abbiamo una responsabilità speciale nel sostenere i nostri partner nei Balcani occidentali in questa pandemia, ha detto la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, poiché il loro futuro è chiaramente nell'Unione. Insieme ci riprenderemo dalla crisi. Con circa 13.000 casi e qualcosa come 300 morti, questi dati ufficiali, l'Ucraina non è certo tra i paesi europei più colpiti dalla pandemia, ma con un sistema sanitario già provato e un numero di tamponi molto più basso che altrove è lecito supporre che i numeri reali siano molto superiori. Va detto però che nel paese le misure di contenimento del contagio sono state adottate sin da subito. La quarantena in Ucraina è stata introdotta abbastanza presto, a metà marzo sono state chiuse le scuole, asili, università, sono stati chiusi anche i trasporti pubblici. Questa è una cosa particolare per l'Ucraina che non abbiamo visto in tanti altri paesi. Per esempio nella capitale Kiev non funziona la metropolitana ed è la prima volta nella storia in 60 anni dell'esistenza della metropolitana a Kiev.
Forse anche grazie a queste misure l'epidemia non ha raggiunto un picco come in Italia e per questo il governo, secondo cui la situazione è sotto controllo, punta a riaprire le attività dall'11 maggio. La pressione del resto è forte, con una grandissima fetta della popolazione che non può contare su risparmi e arriva a fine mese solo con il ricavato delle piccole attività ora ferme. La situazione economica nel paese non era delle migliori anche prima e adesso sta peggiorando con ogni giorno. Tante persone si sono trovate senza soldi, senza la possibilità di arrivare a fine mese, tanti hanno perso il lavoro. Il governo non ha le possibilità economiche e finanziarie di aiutare queste persone, cioè ha annunciato alcune misure di aiuto, però sono di scala molto bassa. E il coronavirus a Kiev più che altrove si è abbattuto sul governo già alle prese con enormi problemi, dall'annosa lotta contro la corruzione al conflitto irrisolto in Donbass, le riforme promesse dal presidente Zelensky, che proprio a fine aprile ha compiuto il suo primo anno alla Bankova, si sono arenate. Insomma, le ripercussioni politiche del Covid non sono mancate. Da un lato abbiamo visto che il rating di Zelensky rimane ancora abbastanza alto, cioè secondo gli ultimi sondaggi il 40% degli ucraini lo avrebbe rivotato alla presidenza. Dall'altro canto comunque stanno emergendo vari gruppi anche dentro il suo partito che non obbediscono più alla linea generale del presidente, che la mettono in dubbio. Questi gruppi sono spesso legati ai vari oligarchi che comunque hanno un potere molto forte in Ucraina. Ma oltre a quella contro il Covid, l'Ucraina sta combattendo anche un'altra guerra non metaforica, quella nelle regioni Donetsk e Lugansk, sotto il fermo controllo dei separatisti appoggiati dalla Russia da ormai 6 anni. Continuano ad essere uccisi soldati ucraini lì al fronte e ci sono anche dei contagi tra i soldati, dei soldati che hanno contratto il coronavirus. Ma a preoccupare davvero è il buco nero dei territori occupati. Lì la situazione umanitaria è drammatica, anche se sapere con esattezza cosa succede è impossibile perché non ci sono le statistiche, non ci sono informazioni affidabili. Erano metà della popolazione urbana, oggi sono poche migliaia. Nel secolo scorso l'olocausto nazista ha sterminato 2/3 degli ebrei bielorussi, che nelle grandi città come Minsk raggiungevano il 50% dei residenti, e il terrore stalinista ha indotto a fuggire in Israele il restante terzo. Case e luoghi di culto sono stati rasi al suolo. Questo palazzo che si trova dietro di me è molto importante perché è uno dei pochi edifici che ospitavano sinagoghe che sia rimasto a Minsk. Apparteneva alla corrente cassidica. Sfogliando i libri scopriamo che a Minsk una volta c'erano almeno 100 sinagoghe. Adesso di sinagoghe a Minsk ce n'è solo una, frequentata da qualche decina di fedeli, i pochi rimasti osservanti dopo secoli di persecuzioni. Eppure a discriminare gli ebrei non sono stati i bielorussi, la cui indole, a dire di tutti, è molto tollerante. Ai tempi della guerra mondiale, in ogni paese ci sono stati sia i giusti, che hanno aiutato gli ebrei, che i persecutori. La Bielorussia è stato l'unico paese dove la gente locale non ha mai partecipato alla persecuzione, anzi, gli sterminatori hanno dovuto importare dalla Russia, dall'Ucraina e dalla Lituania persone disposte a catturare e a uccidere gli ebrei. Qua non ci sono mai stati collaborazionisti. La tolleranza si respira anche oggi. La comunità ebraica da decenni non vive episodi di discriminazione, a patto ovviamente che resti allineata con il potere assoluto di Lukashenko. La sinagoga è un'isola di antiche tradizioni, come quella del mikveh, il lavaggio di purificazione che dovrebbero fare le donne dopo le mestruazioni per poter accedere al letto coniugale. Sono poche a venire qui con un'accompagnatrice che certifichi la loro purezza, ma l'importante per il rabbino è che la piscina ci sia e sia stata costruita secondo le regole religiose. Ancora più importante è che finalmente le autorità abbiano riconosciuto l'entità dello sterminio. I nazisti portarono in Bielorussia ebrei da tutta Europa per realizzare la soluzione finale. Nel centro della capitale stiparono 100.000 ebrei in un ghetto dove era concesso 1 metro quadro a persona. Tutti, compresi donne e bambini, vennero ammazzati in Bielorussia insieme ad altri 700.000 ebrei. La tragedia avvenuta a Minsk non riguarda solo gli ebrei bielorussi, ma tutti gli ebrei del mondo. Durante la Seconda Guerra Mondiale, qui c'era un ghetto enorme dove abitavano ebrei austriaci, francesi. E proprio in questo punto i tedeschi hanno ucciso 5.000 ebrei.
Per 50 anni il luogo di questo massacro è stato ricordato solo con una lapide, finché alla fine degli anni 90 è stato eretto un monumento. E il 2020 è stato il primo anno in cui la Bielorussia ha celebrato la giornata della memoria. Tanti anni di oblio forzato hanno inciso sull'identità ebraica che, secondo il rabbino capo, ha bisogno di essere nutrita con il ricordo e le tradizioni millenarie di una comunità che ha scritto la storia di questo paese. Tradizioni come quella di aiutare i più deboli della propria comunità con le elemosine, un dovere morale e religioso che veniva espletato anche con la creazione di monete virtuali, come i quarti di copeco, per permettere ai meno abbienti di partecipare alla colletta. I nomi dei donatori più generosi vengono costantemente ricordati con le targhe appese nella sinagoga. Ma c'è ancora molto da lavorare per rafforzare quel senso di identità che è stato prima cancellato fisicamente e poi lentamente rimpiazzato dal senso di appartenenza a una nazione che resta tollerante ma anche autoritaria. 4 novembre 1918 il generale Armando Diaz firma il bollettino della vittoria. Accanto alle 51 divisioni italiane, 3 britanniche e 2 francesi, è citata anche una divisione cecoslovacca. Che ruolo poté avere nella prima guerra mondiale l'esercito di uno Stato che formalmente esisteva da soli 7 giorni? Per capirlo è necessario ripercorrere la storia di Milan Ratislav Štefanik, eroe nazionale la cui enorme effigie da Bratislava domina il Danubio. Štefanik è un misto di Mazzini e di Garibaldi, è il grande eroe della Slovacchia, l'uomo che mise a disposizione dell'idea di Masaryk, che è il padre della Cecoslovacchia moderna, le legioni, le forze armate. Sergio Tazzer, saggista ed ex giornalista Rai, a questo esercito e al suo creatore ha dedicato un libro intitolato Banditi o eroi. Eroi perché la legione si distinse per il suo valore sul fronte orientale, banditi perché considerati traditori dall'impero austro-ungarico. I legionari sapevano che qualora fossero stati catturati sarebbero stati impiccati. Ciò accadde a Sandona di Piave, a Oderzo, a Conegliano. Nel dopoguerra la legione italiana, chiamiamola così, fu quella che garantì l'integrità delle frontiere della Cecoslovacchia appena nata. Nel volume si ripercorre la vicenda straordinaria di Štefanik. Nato nel 1880 in quella che allora si chiamava Alta Ungheria, figlio di un pastore luterano, il giovane Milan cresce in una Slovacchia oppressa dal giogo di Budapest. All'Università di Praga conosce Masaryk e aderisce ai primi movimenti nazionalisti, convincendosi che il futuro per Bratislava passa da un'unione con i fratelli cechi. Da lì il trasferimento a Parigi. Al suo arrivo Štefanik è uno studente squattrinato, in pochi anni entra in contatto con personaggi di primo piano, acquista fama internazionale per i suoi studi di astronomo, aderisce alla massoneria, prende la cittadinanza e gli viene conferita la Legione d'Onore. Intanto nutre una nuova passione, l'aeronautica, per cui sviluppa il primo servizio meteo della storia. Allo scoppio della guerra è nell'esercito francese, in 4 anni diventa generale. Nel 15 è in Serbia, dopo la disastrosa sconfitta del regno, ripara in Italia e a Roma, conosce la marchesa Giuliana Benzoni, amore della sua vita, organizza legioni cecoslovacche in Romania, in Russia, perfino negli Stati Uniti. Nel 1918, di nuovo in Italia, recluta 14.000 uomini e qui ottiene per la prima volta un riconoscimento formale delle sue aspirazioni. L'Italia ha firmato, era 21 aprile di 1918, ha firmato l'accordo con la futuro Stato, ancora nascituro. Štefanik diventa ministro della guerra del nuovo Stato, muore pochi mesi dopo, il 4 maggio 1919, mentre atterra a Bratislava da Campoformido su un aereo Caproni insieme a 3 italiani. La morte di Štefanik e dell'equipaggio sono ancora avvolte da un alone di mistero. Si disse che fossero stati fatti segno a colpi di arma da fuoco intenzionalmente, qualcuno lo dice, e altri non intenzionalmente, perché i colori bianco, rosso e verde sulle ali dell'aereo del Caproni italiano erano quelli dei magiari, degli ungheresi. O forse davvero, come si ipotizzò subito, Štefanik svenne e perse il controllo del velivolo. Sul luogo dell'incidente oggi sorge un mausoleo. Nel paese risuona ancora il suo motto: credere, amare, lavorare.